Se ne sono battuti il cazzo, vivono sul palazzo. E che palazzo! Ciao, sono Mangoni, vieni a edificare con me. Questa è Area Edificabile. Ciao a tutti, benvenuti a questa terza puntata di Area Edificabile. Il tema della puntata di oggi sono i canali di Venezia, in particolar modo la valorizzazione di questi canali. Ma per parlare della loro valorizzazione dobbiamo scendere nella nostra beneamata penisola e parlare del Ponte Vecchio di Firenze. Perché? Qui ho fatto un piccolo schizzo del Ponte Vecchio di Firenze. Come vedete, la caratteristica di questo ponte è che sopra le arcate abbiamo tutta una serie di edifici. Quindi la mia intuizione è questa. Perché non sfruttare i canali di Venezia, e Venezia ne ha tanti, per realizzare tantissimi piccoli alberghi sopra questi canali, facendo dei ponti con sopra delle suite, delle camere e quant'altro. Il primo esempio, per esempio, è il Ponte di Rialto. Come vedete, noi andiamo a realizzare in tutte queste arcate delle suite bellissime che possono essere vendute, penso, a 8, 9, 10.000 euro a notte. Ma questo tanto lo possiamo riproporre anche sul Ponte dei Sospiri. Possiamo realizzare nuovi ponti. Venezia è una città che ha bisogno sempre di posti letto perché è visitata da tutti i turisti di tutto il mondo e quindi c'è sempre questa esigenza di posti letto. In questo modo noi andiamo a realizzare delle nuove strutture utili e a valorizzare questi ponti come il Ponte di Rialto, che sì, uno ci va, è bello, ma in realtà non è che lo usa più di tanto, lo usa soltanto per il passeggio, mentre in questo modo andiamo a creare un'ulteriore funzione e un ulteriore utilizzo per questo ponte. Ma a questo punto mi viene da dire: osiamo. In architettura è bello osare, e allora perché non esportare anche in altre città italiane quest'idea? Perché non fare dei ponti vecchi anche a Roma, sul Tevere, a Torino, sul Po, a Verona, sull'Adige? Riempiamo la nostra bella Italia e le nostre belle città di ponti, ma non di ponti così, di ponti con sopra degli edifici, di ponti che possono essere anche alberghi, case, uffici, supermarket, centri commerciali. Pensate a Roma, Castel Sant'Angelo, e avere un ponte con un grande centro commerciale sopra dove si vendono i santini del Papa, eccetera. Un'idea bellissima. E in questo modo valorizziamo sempre di più le nostre città, creando un giro di soldi, perché poi alla fine voi mi insegnate che ciò che conta sono i soldi. La prossima puntata parleremo di Pompei. Ciao!